sono Sari Lucio, sono amministratore della tenuta. È un'azienda che è stata acquistata di recente, perché è stata acquistata il 22 dicembre del 2016. È un'azienda storica della zona dell'Isombra Maggiore. Diciamo che è una delle più grandi aziende della zona, ha un'estensione di 190 ettari. 110 ettari sono a vigneto, 50 ettari a seminativo, all'interno ci sono circa 6 ettari di fabbricati, di stabili, e un bosco planiziale di 5 ettari e 60 e un bosco un po' più giovane del 30 anni circa. L'azienda adesso sta cominciando a ristrutturare tutti i vigneti storici, togliendo i pali in cemento e cambiandoli, mettendo tutti i pali in acacia, cambiando tutti i ferri. È biologica, quindi con uno sforzo notevole, per il fatto che far bio, soprattutto nel Veneto orientale, visto il clima, non è così semplice. È chiaro che per far bio uno deve crederci, non è una cosa che si fa solo a fini economici, ma è una cosa che uno la deve sentire dentro, altrimenti biologico non si riesce a fare. È un'azienda in sé molto particolare, oltre al fatto di essere un'azienda di un unico corpo, chiusa da due fiumi, il Loncon e il Lison, permette alle specie animali, che ne abbiamo 9 specie animali protette, permette di vivere in serenità, chiamiamolo così. Quindi in azienda la mattina, quando ti svegli, ci sono i caprioli che avete visto, ci sono le lepri, ci sono i fagiani, albanella reale, il gufi, c'è un po' di tutto. È un'azienda che sinceramente, quando si entra, dà un senso di pace, di serenità, che reputo unica nel suo genere. Noi riceviamo dei contributi che chiaramente ci aiutano a mantenere un'agricoltura biologica. L'agricoltura biologica non è un'agricoltura come nel convenzionale, ma è un'agricoltura che ha bisogno di tantissima manodopera, quindi noi la zappa e la pala sono quasi i nostri arnesi quotidiani. Il PSR giustamente ci dà una mano, dando un contributo, tra virgolette, un piccolo contributo, che però ci aiuta a continuare nei nostri obiettivi. Mi auguro che siano mantenuti, cioè che questi contributi vengano ancora elargiti, perché è una boccata di ossigeno, chiamiamola così.